Allora, torniamo a noi, Assessore. Bilancio del, a questo punto, vitivinicolo, cosa si può dire? Un'estate siccitosa, però sembrerebbe che la qualità sia buona, anche se le notizie che leggevamo anche dei giornali erano non sorridere in certe aree per la raccolta. Sì, cosa dice? Di solito la campagna tradizionalmente agraria finisce adesso a ottobre, no? Ci sono tutte le fiere e San Martino si pagano gli affitti, esatto. giusto? Si pagavano i mezzadri, gli affittuari, a parte questo che è della tradizione, però è giunto il momento ormai della fine dei raccolti, quindi un po' di bilancio si può fare. Il sistema vitivinicolo, ma anche gli altri sistemi, le altre filiere hanno subito quest'anno, per la grande siccità naturalmente primaverile e estiva, le gelate primaverili. Ricordo l'ultima è stata il 24, mi sembra sia stato, di aprile addirittura, che è soprattutto in un momento in cui gran parte dell'ortofrutta viticoltura era normalmente partita in fiore, eccetera, e dove abbiamo avuto un marzo molto caldo e un aprile molto freddo, e lì si è giocata la partita. Abbiamo avuto mediamente un 30% in meno di tutte le produzioni, da quelli dei cereali, è tantissimo, cioè però. Un dato più o meno, di alcune aree di più, alcune aree di meno, ma mediamente, diciamo, nel sistema agricolo un 30% in meno dovuto appunto a questi effetti climatici. Però dall'altra parte, soprattutto nella viticoltura ma anche nell'ortofrutta, diciamo, abbiamo una qualità perché più alta, perché chiaramente le piante sono state più sane, meno occupate da malattie fungine come la peronospora, da una parte l'oidio, le fusariosi, di funghi ce ne sono a centinaia di malattie delle piante, potremmo stare qui a fare seminari per un secolo. È chiaro che avere un clima più secco fa sì che i funghi, naturalmente le malattie fungine, abbiano meno incidenza e quindi la qualità è più alta, un grado zuccherino in più sulla vite, naturalmente una qualità di vini molto, molto buona, ottima, anzi, quindi ci ricorderemo quest'anno sia per i problemi, però avremo dei vini di altissima qualità. Vi ricordo a tutti che il Veneto, totalmente per la filiera del vino, oggi abbiamo 89.000 ettari piantati. Abbiamo 31.000 produttori, viticoltori, abbiamo una produzione di 13 milioni di quintali di uva e 10 milioni rotti di ettolitri di vino, e siamo la prima regione produttrice d'Italia con 35%. E ricordo a tutti che siamo la quarta. La prima produttrice d'Italia? Esatto, la prima produttrice d'Italia per uva e vino, e la quarta nazione al mondo, Veneto, parlo di Veneto, la quarta nazione al mondo per export di vino, con 2 miliardi di euro di fatturato. E dietro questa filiera, nel bene e nel male, gira un terzo dell'economia della nostra regione, dietro l'agricoltura e la viticoltura, perché poi legati a questo mondo del primario non ci sono solo gli agricoltori, le 120.000 imprese, ci sono tutti i contoterzisti, ci sono le imprese artigiane che fanno macchine, macchinari, quindi tanti artigiani della meccanica veneta, che è una delle aziende, delle industrie più importanti della nostra regione, sono legati all'agricoltura. Non faccio nomi per non fare pubblicità, ma ce ne sono che e soprattutto stanno esportando macchinari in tutto il mondo. Noi stiamo portando tecnologie in tutto il mondo, siamo i primi per pensare alle tecnologie, ma su tutti i settori. Stamattina abbiamo visto un produttore di miele che ha inventato delle macchine incredibili, perché la genialità dei veneti non è solo fare agricoltura, ma anche fare delle macchine legate ad agevolare il lavoro. E queste tecnologie sul vino, sul miele, ma sull'agricoltura in generale, la lavorazione dell'olio, sulla lavorazione delle carni, eccetera. Non metto dentro tutte le aziende che lavorano, non so, sull'allevamento di tacchini, uova, pollame, che siamo i primi a livello proprio generale, non solo al mondo, ma penso tra i primi al mondo per produzione e per macchine. Cioè qui dietro l'economia del Veneto del primario, con l'agroindustria di cui altri 6 miliardi di fatturato annuo, c'è un terzo della regione che ci lavora qui. È per questo che noi difendiamo l'agricoltura, investiamo sull'agricoltura e diciamo ai consumatori di consumare prodotti veneti, certificati, di qualità verificata, ad esempio della regione, le nostre DOP, le nostre DOCG. È lì il segreto. Noi abbiamo un'agricoltura differenziata.
certo, noi non vogliamo l'omologazione e la globalizzazione dell'agricoltura, noi vogliamo un'agricoltura diversificata, diversa. A noi le nicchie ci stanno bene, noi i nostri prodotti sono forti al mondo, ce li ricercano perché sono di qualità e sono di nicchia e quindi è lì che dobbiamo spingere. Presidente. Pienamente d'accordo sulle osservazioni del nostro assessore all'agricoltura e credo che anche il contributo degli agricoltori faccia parte di questo progetto di crescita. Sicuramente i risultati non si possono vedere one to one in poco tempo. Questo va ribadito perché forse c'è questa esigenza di avere una risposta immediata che non è possibile averla. Però ci si sta lavorando insieme e voglio ripetere che il lavoro del team e di squadra è quello che porterà i risultati soddisfacenti per il nostro territorio, sia per quanto riguarda le produzioni del cibo, per quanto riguarda la difesa del suolo, per quanto riguarda la tutela del paesaggio e dell'ambiente e questo sicuramente porterà i risultati che gratificheranno tutte le categorie economiche partendo da un perno centrale che secondo me l'atomo lo si deve identificare nel settore agricolo. Per concludere, l'aviaria è ancora un problema? L'aviaria è ormai una malattia periodica, chiamiamola periodica perché non se ne parla più, sembra che sia debellata, poi ricompare. All'inizio aveva, chiaramente appena arrivata il virus aveva creato grandi allarmismi, ancora quest'anno abbiamo subito in tanti allevamenti anche del nostro governo, soprattutto nella zona della Bassa Veronese, che comunque Vicentina, Padovana. Con dei danni rilevantissimi. È chiaro che anche qui è legata alla fauna selvatica. La gestione dei selvatici, i migratori è importante, cioè da dove arrivano questi virus? Arrivano con le migrazioni naturalmente periodiche, autunnali, eccetera, delle oche selvatiche che trasmettono i virus o i ceppi nuovi o i ceppi. È come l'influenza, quando c'è uno che ha l'influenza in Cina, in 3 giorni è qui perché l'aereo te lo porta qui. La stessa cosa quando c'è l'aviaria, è un'influenza che viene portata dagli animali selvatici e naturalmente attacca degli allevamenti, soprattutto molto sensibili sono i tacchini in questo senso. E quindi noi abbiamo fatto proprio, ormai c'è una procedura standard che i nostri veterinari sanno benissimo, anche gli allevatori, comunque significa comunque purtroppo ci tocca eliminare i capi dell'allevamento che è chiaramente così infetto, ci tocca poi bonificare tutta l'area, c'è tutta una serie di problematiche legate ai ristalli, cioè rimettere dentro di nuovo, c'è un periodo di quarantena, chiamiamolo così, poi ci sono delle aree che vengono circoscritte intorno agli allevamenti e quindi lì non si può per un po' di periodo, finché non è passato il problema, finché non è passata l'influenza, quindi finché non è passato il raffreddore, rimettere dentro i capi. Quindi la procedura è standardizzata anche sia a livello poi di dichiarazioni di emergenza, sia dei rimborsi, che poi gli animali vengono rimborsati, c'è un decreto ministeriale che li rimborsa, sia a livello europeo di blocco dei mercati dove questi andavano. Quindi la cosa è controllata, è gestita? Sì, la cosa è controllata, è solo la questione comunque che diciamo sempre delle norme igieniche che devono essere mantenute, come in tutte le buone pratiche, gli allevatori lo sanno bene, e la questione è di comunque stare attenti appunto ad essere gli allevamenti, a essere completamente chiusi al comunque contatto con l'esterno, con gli animali selvatici. È chiaro che poi una volta finita le aree vengono liberate, gli allevamenti ritornano a essere, quindi purtroppo è una periodicità a cui siamo abituati, ma comunque a cui comunque diamo delle risposte immediate. Noi abbiamo avuto dei tavoli con l'Emilia Romagna e il collega della Lombardia e su questo tema con le associazioni di produttori e anche sugli indennizi, ma comunque anche poi sulla capacità anche di rivedere questa malattia e gli studi su questa malattia e sugli investimenti. Noi ci siamo. Perfetto. Una battuta proprio velocissima di chiusura perché siamo giunti al termine, Presidente. Con lei. Cosa posso dire? Alla fine il 2017 è stato un anno ancora più difficile degli scorsi, però gli agricoltori dimostrano che hanno la forza e la volontà di andare avanti, anche perché sicuramente l'agricoltura è quella che dà oggi le opportunità più sostanziose per un'occupazione e quindi per un lavoro futuro. I giovani si avvicinano al nostro settore, sono ambiziosi, volenterosi, però bisogna
bisogna riconoscere che dobbiamo insegnare loro la strada giusta per avere un reddito dignitoso e equo per il sacrificio che danno e la volontà che mettono in gioco per far crescere un sistema regionale qual è quello veneto, che probabilmente oggi può essere di guida a altre regioni della nazione, purché venga percepito il messaggio che l'impegno e il lavoro di squadra è una cosa basilare per una crescita generale. Probabilmente l'assessore ha dimenticato, quest'anno abbiamo un piccolo problema con le produzioni dell'olivicoltura, sì. E anche qui però hanno dato la loro disponibilità di mettersi a un tavolo e discutere per ovviare a questo tipo di problema della mancanza di produzione, perché anche l'olio è un settore importantissimo nell'ambito della nostra agricoltura. Importante appunto avviare dei tavoli di discussione, questo è fondamentale. Io vi ringrazio della vostra presenza, speriamo di aver soddisfatto quelle che sono le vostre aspettative, comunque continuate anche a scriverci, perché dopo noi raccogliamo le vostre istanze, le vostre perplessità, le giriamo e facciamo le trasmissioni di approfondimento. Dedicheremo un altro appuntamento, magari un incontro con i consorzi di bonifica, visto che il periodo potrebbe essere un po' umido, forse, sempre con l'assessore e con le rappresentanze degli agricoltori. Io vi ringrazio, a voi buon proseguimento e ci vediamo domani.